Rientrato a Lido da pochi giorni, Alberto Trentini, il cooperante veneziano, dopo 423 giorni di ingiusta detenzione in Venezuela, in queste ore Alberto riceverà l'abbraccio degli amici che, pure a distanza, non l'hanno mai lasciato solo mobilitandosi per la sua liberazione. Tra un controllo medico e l'altro, le ore trascorse finalmente in famiglia, Alberto affida una lettera per il nostro gruppo Media Nord-Est alcuni dei suoi pensieri che in queste ore gli affollano la mente. Non ha rimorsi e alla domanda se dopo le sofferenze che ha subito valga ancora la pena di essere cooperante, dice: Assolutamente sì. Rimango convinto della pertinenza ed efficacia dell'aiuto umanitario come strumento indispensabile per salvare vite e mitigare le sofferenze di popolazioni in difficoltà. Certo è un lavoro che comporta dei rischi e anche numerosi sacrifici sul piano della vita personale, ma anche moltissime soddisfazioni. In quanto a me, non ho rimorsi. Quando mi hanno catturato andavo a una riunione con un direttore di un ospedale per equipaggiare la nuova sala di fisioterapia che avremo a breve inaugurato. Quella riunione andava fatta sì o sì. Le autorità e le strutture presenti nei paesi vanno sempre coinvolte negli interventi. Al massimo, se potessi tornare indietro, proporrei di farla virtualmente. Aggiungo anche che ho solo bellissimi ricordi di questi ultimi 20 anni passati in gran parte in giro per il mondo. I colori, le culture, le amicizie e le esperienze vissute sono impagabili. Circa la mobilitazione che ha caratterizzato oltre un anno, aggiunge: Tutt'oggi, a circa 3 settimane dalla mia liberazione, ne sono ancora impressionato e soprattutto infinitamente grato. Alberto oggi vuole anzitutto dire grazie. Tanti, troppi nomi per non dimenticare qualcuno o non fare una gaffe. Ci provo comunque, sul piano locale e magari con il tuo aiuto. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che in questi lunghi mesi si sono spesi per me e per la mia famiglia. La stampa e la televisione locale, la mostra del cinema, Articolo 21, la municipalità del Lido e Pellestrina, le parrocchie e le scuole di tutta l'isola, l'intera comunità e molti, molti altri. Grazie a te, Alberto.